Bene, non so, un po'. La posizione non è del tutto felice, però noi abbiamo un solo microfono, però è messo a metà strada tra la voce e la chitarra. Credo si possa. Giovanni, se puoi alzare forse un po' di volume. No, penso. Sì, alla base, in fondo mi sentite, no? Sì, va bene. Come ha detto il dottor Di Pietro, studioso, preciso, professionista della ricerca e della cultura siciliana, noi stasera faremo un bel viaggio nel mondo liebre della Sicilia, il mondo femminile. Io vi invito a mettere i cellulari con la vibrazione, tutto sommato è carina, una cosa cantiglia, no? Cantiglia e simpatica, perché ora c'è la musichetta, nella musichetta non è che uno triplo, nella musichetta, con la musichetta uno tende a suonare se per sera, ecco, e quindi lo questo vi chiedo da parte. Sicilia senza Italia si riscambia. Italia senza Sicilia, picca. E quindi a cantare all'aria scoperto un capo concluso uno asciugato. Se tu mi dici sì, deve necessariamente espellerlo dal proprio cuore, aprendosi in dentro. E questo il tenore un po' delle poesie delle canzoni siciliane, struggenti nei confronti della propria amata. Noi abbiamo cominciato già con gli arabi, quando appunto portarono prima serenate, ma gli arabi si mise tutto a tacere, in Aldisa, Catà, perché entrarono i normanni, pur essendo definiti sultani e partezani, i normanni sono poi gli arabi, quindi la cultura poi fu quella degli Svei, del regalo Solomon. Ma a partire da lì noi abbiamo fatto milioni e milioni di versi dedicati alla donna, che era tenuta appunto in grande considerazione. Era un gioiello, quel gioiello che gli arabi stessi, sapete, custodivano dentro la finestra, che chiamavano gelosia, perché da dentro si poteva vedere fuori, ma da fuori non si poteva vedere dentro, e lì dietro c'era lei, l'innamorata, dormiva, non dormiva, non lo sappiamo. Quel povero innamorato stava sempre sotto quella finestra ruffiana, appunto, dichiarando il proprio amore. Finestra da tua sfida, arma mia, si chiusa da stanotte di tristezza, l'uscio della luna non ti gravi, pensate, giù le santi, 5 le mercanti, 7 le persone e 9 le bugioni, tutti tranne lui non sono detto, miso all'angolo stavendo sotto quella finestra a dichiarare il proprio amore. Ma forse i carusi già sapevano, tra loro c'era già l'intesa. La serenata, sapete, serviva spesso o quartiere, serviva per gli altri, come a dire, vedete che la carusa sta per me, è insegnata. E quindi, prima di partire, questo innamorato che non durito per convenienza, la sera ci fa la sua di serenata dicendo che chiede, ecco, forza e coraggio. Ecco era signore Fagione. Quando si fa una santa, lei si chiede forza e coraggio per fare la strada, perché appena tornerà, pensare solo,
dopo carrettere, magari il viaggiatore, è quella di sposarla e coronare proprio da sogno d'amore. Per cui lui canta questa serenata. Tu dormi, amore mio, e non senti Dio sta voce. Io parto e vai lontano, ma come morire lassù. Dammi tu la forza per fare sta strada. Dammi tu lo coraggio per dirti addio, che quando torno, amore mio, voglio restare sempre con te. E partiva perché lo immaginiamo carrettiere appunto per farlo mobile. Lui era quindi sotto quella finestra perché c'erano i ruoli comodi, voi sapete, meglio di me, soprattutto per i più giovani invece che non sanno, ognuno doveva rispettare il ruolo delle parti. A femmina fa la sua parte, il maschio fa la sua parte, o pace fa la sua parte, amaggio fa la sua parte. Cioè la ragazza magari ad essere spinta dall'amore, dal desiderio e dall'istinto di abbracciare a Turin per dare cimasone alle bambine, non lo faceva. Non lo faceva perché che cosa avesse stata, la femmina stava a mantenere. Per cui faceva la schizzinosa, astinghiosa, diciamo a Catania, che non è parola volgare, significa preziosa, significa impreziosissima. Per cui lui diceva, non sogno mio, perché su to, su ca, su do, su più dopo cacca, più to, cammino, vinciagnero ca, dopo gianfò. Dunque, a che serve tali occhi? Che mio, che to, che ca, che do, oddio, credi, benché sia lontano un po', e che dopo cacca, lo cuore mio. Quindi questo sentirsi lacerato, dicotomico, parte di lui resta in lei e parte di lei porta con lui. E secondo voi, quando due innamorati si separavano, come in questo caso, chi soffriva di più, l'uomo che partiva o la donna che restava? La donna che restava, dice la signora. La donna che restava? Certo. Metà e metà, dice. No, Lo chiediamo a qualcuno che di amore se ne intende. C'è un confessionile per dire. Tu Parrino c'è? No, non c'è il padrino, c'è un uomo esperto che sa di vita. Non c'è bisogno del Lo padrino. chiediamo a Pupino, per giudice d'amore, un dubbio mi ha trovato della testa. Cui è capace più bene e dolori, l'uomo che parte o la donna che resta? La donna che arresta. La donna va di più, per sorri pure, l'uomo non ne va, fa gioco e festa. Ma quando è vero e sincero amore, tanto padre può fare quanto pur resta, aveva ragione il signore della prima fila. Vero signore, uno in ogni paese, per non fare cose più facili, era per non fare cose più facili, pare che stava male, uno per paese non aveva ragione detto. E due grandi amori aveva, suo Morello, un cavallo che ci faceva vivere, ci dava da mangiare, qua ha spiegato questo uno per ogni città, ci dava da vivere, e l'innamorato, anzi, un era sta zitta, non aveva importanza, e quindi come corrado di dietro, come stai? noi immaginiamo quindi carrettieri, Non ci sento. parte questo benedetto cavallo e la facciamo questa, Corrado di Pietro. la facciamo arabeggiare. Ce n'è una molto più allegra che farò Ciao, dopo, Corrado, come però stai? questa è una cantilena arabeggiante che è molto bella. Tiramuretto mio, tira camminare, capolettare dalla casa è lontana.
scrima non vai a quasi Roma. Ecco lo sgrosso dei rodi e la cattina ti canto sta canzone pensare che bene si il cartiere era una figura particolare, era un uomo da zoo. Sapete che significa un uomo da zoo? Quindi c'era un uomo concreto, da ciò, era un uomo concreto, perché era quello, sapete, che viaggiava da solo, i giazzeri e salzamaretti solitari, passi bui, dove ci poteva essere sempre il brigantaggio in agguato, quindi devo essere occhio vivo e mano o potere, non perché fosse un malandrino o un delinquente, ma perché doveva difendere se essere incaruso quello che noi oggi diremo spacchioso, cioè a Catania, insomma, capace in gamba di potersi cavare nel migliore dei modi. E quindi questo Turillo che torna indietro, immaginiamo che ritorna, ecco, dal viaggio, è stato magari al centro della Sicilia, porta Tarancio e torna indietro con lo zolfo, la prima cosa che pensa è quella di, appunto, dedicarsi alla sua azienda e tornando in orario atipico, e cioè all'alba, le dedica, così come partito, una serenata, ora che torna all'alba, una mattinata. E quindi una delle migliori, la più bella mattinata che noi abbiamo. All'estero faceva riferimento il dottore Corrado, si usa una ditta quando non c'è questa canzone, piangono, soprattutto gli argentini, sono molto più sensibili e molto più tristi. Voi la sapete, nel ritornello, se volete, fatelo. I mariti, mi raccomando, non ci darà come dare una moglie, per dire, non cantare, basta, lasciatela libera di cantare con noi. Lo soli è già spontato di domani, e voi, figliuzza mia, dormite ancora. La gente sono stanchi di cantare e afflitta che ti aspettano ancora. Sopra sto mare freddo sono posati e aspettano guarne affazionati. Lasciati stare, non dormite più qui, come soliti in strada, ci sono io, aspetto a voi, di strada, si veda. Passo caffora, tutti lontani e aspetto solo a affacciarmi. Li giuri, senza voi non voglio stare. Tutte le bestiate, ognuno di noi sfociati, se prima non si grappi sto barcone, vinciali potretti sfociati e aspetta.
che ci piace perfetto, mi fa piacere. Davanti a un orizzonte uno si fa andare. Dicevamo che questo ritorno, c'è questo rapporto, allora c'era una proposta d'amore che stringeva la ragazza, perché le donne in Sicilia sono state straordinarie. La donna di Sicilia è una delle più forti, forse come le sarde, le calabre, insomma è una terra difficile, le donne sono state sempre il perno di ogni cosa. Magari prima erano signore, pagioni, quando era uno era corteggiamento, poi dopo magari una volta sposata, sapete, le cose cambiavano, però era sempre quella che reggeva tutto, gestiva il denaro, dava i figli, teneva rapporti sociali. Il marito quando tornava a casa dava i soldi, la settimana, fumava pesata, su era corretto, se non si poteva andare a renna, poi si sparava a tappenare. Quindi se non c'era questa cosa la donna riusciva a tirare su una famiglia ed era lei che dava decoro. O Masco, vi ricordate, no? La prima, io me li ricordo queste cose, quando diceva per esempio Mara, nesci mi robi, è vero, nesci mi robi, che significa? Preparami quello che mi devo mettere, perché veniva dal lavoro, non so detto, se lavava nella vasca del zinco, per un'asse nella vasca del zinco, come procedimento si lavava a tre volte, si lavava, si iniziava, si veniva a cazzo. Vestuto da moglie, come si dice, peccato, infatti si vedeva se la figlia non era capace di pedare verso la casa, dalla riga dei pantaloni. Quando disse che menava, questo cristiano aveva una riga impeccabile, e giusto diceva che la moglie era faciotola, cioè capace di dare verso e direzione alla casa, quindi era provedore. E poi lo lasciava una scia di profumo che era il mitico vino silvestre di Milano. Parava ragazza con lo vino silvestre di Milano, e quindi un decoro che era dato dalla moglie. Sua moglie invece faceva ir a Frasciano significa disordinato, si diceva che la moglie era Caiorda, che è una parola di origine ebraica che significa giocose in sé, Frasciano, spannute e crescette. Era insomma una cristiana che non sapeva dare verso la casa. Quindi di una volta quando si sposavano gli uomini del tempo guardavano attentamente tutte queste cose, perché un matrimonio era una volta sola. Ricordate quando voi donne andavate a comprare una cosa, vi si diceva, per esempio, quelle più anziane parlano, le giovani no, signora sa di chiassa questa cosa, e poi eventualmente chi è marito che si cancia, poi ce la canciamo, chi è marito che non si cancia, poi ce la canciamo, perché il matrimonio era per sempre. Quindi l'uomo la stessa cosa, sceglieva la donna che avesse tanti requisiti, ci piacevano l'occhio, ci piacevano i cianghi, si capisce, però tagliava tante cose. E si diceva un tempo dei porci a razza e dei ziti a parentela, perché si tagliava anche questo. Dici mi piglia sta figlia picciola, ma me ne so, t'annicchiata a penarella, e se mi nasce una figlia prima e se mi chiesto zia, si tagliava lei c'è un masco, mio cognato travaglia piccolo, e se nasce figlio masco che si miglia mio cognato, o a suonando che è quello da carte. Attenzione, si guardava tutto questo, si guardava se la figlia aveva ben sciarpi larghi, belle larghe, no? Il petto prosperoso, non tanto per fare il messaggio quale cose erotiche che poi i delusi a causanza chiama a gioventù c'è sempre molto alto, non so cosa c'è, però si tagliavano i cianghi larghi per il parto, perché la femmina dei cianghi larghi poteva partorire con molta facilità. I figli erano ricchezza, stiamo parlando dell'800 e della prima metà del Novecento del secolo scorso. Un pettorale rosso significa che era latte, quindi non è che non era cosa, poteva spezzare bambini. E i figli erano ricchezza per i genitori, era una questione egoistica. Un figlio maschio quando nasceva che era bello, a 7 anni mandavano a carriera verde, a pescare, lame nera, dei pengi, a carriere arance, quindi era una risorsa. La figlia prima sembrava una carriera da scambiare. E allora ma faceva il campo a casa, aiutava a casa, quindi i figli erano un aiuto. E poi pavi piani, che c'era sempre la predestinata, su un sacco di figli prima non era stata scritta, per dire che stava piani c'era tutto pratica, poi stava potuto dire alla sua madre e al suo padre, chi? La predestinata. Insomma, tutto era nell'ottica del gioco delle parti. Allora c'era anche la parte femminile. L'uomo era seduttore con questi corteggiamenti e tutto, ma anche la donna aveva
seduttrici, le sue arti seduttrici. La donna li scriveva in 1000 modi, soprattutto nell'ignoranza del popolo politico. La Mavaria. Mavaria. Sapete, le intrugli, le magie. Magaria, Magalia. Sì, Maiaria, esatto, sono questioni di variazione o corruzione linguistiche di zona a zona, ma è una magia, insomma, era quella di andare nella fattucchiera per attirare a sé l'uomo quando questi non ne voleva sentire, e ci preparavano un imbroglio di cui non faccio le dosi, né parlo dei componenti, non mi parlo del poroso, ma c'era di tutto. Poveri meschini che mangiavano, dovesse essere pasta con la salsa o succo, cose ecco. Per cui e allora ecco che preparava la magia e l'uomo diventava, appena prendeva questa cosa, diventava rincoglionito, uno abbabbanuto, come una specie di cagnolino impressarita, e non sapeva capire perché era attratto da questa donna, alla quale doveva sempre somministrare queste cose. Allora veniva la magia dell'inganno, e visto presso, anche se era maritato e aveva questa amante, non poteva lavare da un po', era un'alchimia forte, per cui diventava una presso come un cagnolino, come in questo caso. Lei prepara tutto, si diceva amare, diceva una cosa, ma dal punto di vista culturale nessuno aveva in mente, la dico, gira, curria, e vota turno a tornare in ciascuno unno, non la spiego. Sanno del dogno di come giù, tu mamare, sanno del dogno di venerdì, tu mamare fino alla fine, sanno del dogno di che ossa, tu mamare fino alla ossa, sanno del dogno di che ossa, tu mamare fino alla ossa. E poi ho preso a Dio. Sangue d'ogno di lume giù.